Buonasera a tutti. Grazie a lei. Buonasera, ben ritrovati. Io vi porto i saluti dell'amministrazione tutta, in particolare del sindaco che oggi non può essere qui con noi, ma ci teneva a far sapere della sua vicinanza che ha dimostrato anche con un'iniziativa particolare, quella di segnalare la giornata nei tabelloni stradali. Certo, è stato bello. È stato un momento, spero che avete gradito, perché volevamo celebrare questa giornata. Grazie. La giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali era una giornata importante per molti motivi. Oltre perché, come ben spiegato dalla Presidente del Gruppo Poeti, il nostro dialetto, la nostra lingua, costituisce una forma di riconoscimento di ciò che siamo, la nostra storia, le nostre radici. Era una giornata perché, come anche l'anno scorso, la celebriamo insieme al coro popolare e quindi ci riuniamo proprio per passare un pomeriggio in allegria, ma anche ricordando e approfondendo argomenti. Ed era personalmente per me un motivo di orgoglio, perché è il primo evento del dossier di Capitale del Libro. Abbiamo studiato quel dossier al tavolo del Patto per la Lettura grazie al gruppo Poeti di Chioggia e a tutti gli altri aderenti. Parliamo di 27 aderenti, quindi abbiamo costruito un programma insieme, tant'è che anche in delibera abbiamo riconosciuto un percorso importante fatto con il gruppo Poeti e abbiamo accompagnato gli eventi del gruppo per quest'anno, perché possano essere degli eventi sempre molto belli, degli eventi che lasciano una traccia, un ricordo con il libretto che avete ricevuto tutti e che possa appunto testimoniare ciò che siamo, ciò che facciamo e ciò che vogliamo appunto diventare, progredendo tutti insieme e vantandoci della nostra cultura. Grazie a tutti e buona serata. Grazie a lei per le sue parole. La ringraziamo veramente, Assessore, perché lei è sempre tanto gentile, tanto vicina ai nostri programmi e questo ci fa lavorare anche con più soddisfazione, con più impegno, con più... Ecco, grazie ancora.